e Striscia la Notizia. Oppure gira, fermi, azione. Il mio miglior pregio è quello là di avere tanta bontà e troppa umiltà. A volte posso sembrare anche per qualcuno un pochettino stupido, però sono anche abbastanza intelligente da guardare un po' la malizia delle altre persone, e quindi questa cosa mi porta ad affrontare un po' la vita con un po' di più di sicurezza. Uno dei miei peggior difetti è quello là di essere troppo ingenuo e molto timido, e questa cosa mi porta un po' anche a fidarmi spesso di persone sbagliate. E poi un'altra cosa ancora è quella di pensare troppo nel prendere anche decisioni a volte stupide e banali. Questa cosa mi affligge un pochettino. Sì, ho accettato già alcune collaborazioni artistiche, tra cui la prima è stata con l'artista Maria Arcarea. Ha collaborato con me nell'anno 2016 nel mio primo lavoro discografico intitolato In punta di piedi, e il brano si intitolava Troppo innamorate, e devo dire che mi ha regalato tantissime soddisfazioni, e ancora ad oggi, a qualche anno di distanza, ancora la gente me la richiede e vuole ascoltare questa canzone bellissima. Poi subito dopo, a seguire l'anno nel 2017, ho chiesto la collaborazione a una grande artista che si chiama Giusetta Nasio, e devo dire che ancora una volta la gente subito ha accettato questa canzone che è stata proposta, è piaciuta tantissimo, e devo dire che vedere la gente cantare a squarciagola questa canzone è veramente un'emozione indescrivibile. Volevo ringraziare veramente chi ha creduto in me artisticamente, economicamente, che mi ha sostenuto. Devo veramente un sacco a queste persone, e ne approfitto per mandargli anche un saluto. Allora, la collaborazione che a me piacerebbe tantissimo fare, e devo dire che già da un bel po' sto iniziando a pensarci, dovranno essere due generi musicali totalmente diversi. Voglio correre anche il rischio di non piacere al pubblico, è un rischio che voglio correre assolutamente, è una sfida che voglio lanciarmi io stesso da solo. Vedremo più avanti cosa succede.